Che sta intervenire il deputato Garavaglia. Prego, ne ha facoltà. Sì, grazie Presidente. Grazie Presidente Melilli. Un grazie non scontato ma sincero, perché non è mai così scontato quando si lavora insieme e si hanno anche magari idee diverse, e non deve mai mancare il rispetto e l'educazione, cosa che abbiamo visto anche recentemente non esserci. E questo non facilita certo un lavoro sereno tra maggioranza e opposizione. Oggi che cosa andiamo ad approvare? Andiamo ad approvare un documento importante, certo, però è un documento preliminare. Bisogna anche poi scendere un po' coi piedi per terra e capire che cosa stiamo facendo. È un documento pieno di ottime, buone intenzioni, che ricalca un documento che qua dentro non so quanti leggono: il Piano Nazionale delle Riforme allegato alla legge di bilancio che facciamo tutti gli anni e che non si fila mai nessuno. Quindi, che dire, non serve a niente? No, però attenzione, mettiamo i puntini sulle i. È un documento preliminare, contiene delle indicazioni, tantissime buone indicazioni che facciamo ogni anno, però mancano una serie di dati essenziali. I numeri, di quanti soldi stiamo parlando, le modalità e i tempi. I numeri. Spesso e volentieri noi abbiamo letto, sentito anche in dichiarazioni 209 miliardi, 82 miliardi a fondo perduto, poi vai a leggere la nota d'aggiornamento, un documento ufficiale del governo, nella tabella a pagina 12 c'è scritto dati provvisori 65,4 miliardi a fondo perduto. Per amor di Dio, va benissimo. Arrivassero alla fine del giro dei 27 paesi 65 miliardi saremmo contentissimi. Però iniziamo a fare un po' d'ordine. Questo è importante, non è polemica, è importante perché la programmazione ha bisogno di dati certi. Se non sai esattamente di cosa stai parlando è un po' complicato fare una seria programmazione, mettere serie priorità. Le modalità. Ci sono questi fondi, in tot tempi, quando finirà il giro dei 27 paesi, e da lì si parte. C'è un piccolo particolare che non viene approfondito, un altro piccolo particolare. Si parla tanto del risparmio in conti interessi. Tutto da verificare per due ordini di motivi. Il primo perché già oggi, grazie alla BCE, ci finanziamo a tassi sostanzialmente zero. Basta che la BCE va avanti a farlo, lo fai anche domani. Potrebbe non farlo più, può darsi che sì, può darsi che no, ma la stessa cosa varrebbe anche per questa fonte di finanziamento. Qui ci sono due questioni. La prima questione è il fatto che noi oggi ci finanziamo bullet e invece qui il finanziamento è amortizing. Tradotto, oggi noi emettiamo bot, circa 400 miliardi di bot all'anno, l'anno dopo emetti 400 miliardi di interessi. Il capitale sostanzialmente non lo paghi mai perché fai le emissioni tutti gli anni. Quello che conta è l'interesse. Qui paghi anche il capitale. Per cui quando noi iniziamo a rimborsare questo prestito, in realtà ci costa di più del normale bot perché paghi anche il capitale. Piccolo particolare da ricordare quando si fa il calcolo sul risparmio di interessi. Ma al netto di questo, l'altro problema sulla modalità è il fatto che non è che ti danno i soldi prima, tu fai le opere. No, tu fai le opere, cioè tu emetti i bot, prendi il ponte dello stretto, emetti i bot, fai il ponte sullo stretto, è fatto bene, lo rendi conti, ti cambio la fonte di finanziamento. Cioè hai fatto un mutuo con Unicredit, te lo do fatto con Banca Intesa. Di questo stiamo parlando. Dove casca l'asino? Se non sei in grado di fare progetti seri, di farli davvero, di rendicontarli bene, rischi che non ti cambiano la fonte di finanziamento e quindi rischi di perdere
il prestito. Quindi, tutto bene per amor di Dio, ma non illudiamoci, è l'inizio di un percorso, da qui in poi bisogna lavorare con la massima serietà. Altrimenti, 1, il risparmio interesse va a farsi benedire ove mai ci fosse, 2, non ti arriva manco il prestito. 3, sulla quota di fondo perduto è tutto da vedere cosa succede alla fine del Giro del 27. Per cui tutto bene, ogni centesimo che arriva in più siamo tutti contenti, ma non illudiamo troppo il Paese, perché non siamo nella condizione di creare illusioni. Venendo un po' al merito, ma qui vado veloce, essendo un documento di buone intenzioni, sostanzialmente sono tutte buone intenzioni. Mancava qualcosina e qui apprezzo la sensibilità del Presidente e anche degli altri membri della Commissione, sono state fatte delle aggiunte. Per esempio, si parlava di medicina territoriale, non puoi non inserire i medici di medicina generale nella medicina territoriale, altrimenti di che parliamo? Si parlava di educazione, non puoi non inserire la formazione professionale, decine di migliaia di studenti non completamente considerati. Quindi anche nel merito sono state fatte degli inserimenti. Però il tema vero è fare la spesa di investimento. E qui, colleghi, il recovery non c'entra niente. Questo è un problema del Paese. Il problema nostro è fare la spesa di investimenti. Recovery sì, recovery not. Fai bot è la stessa cosa, se non sei in grado di fare spesa di investimenti li bruci in spesa corrente. E allora qualche indicazione. Per esempio, ma banale, c'è il ponte dello Stretto, ma non c'è scritto se si fa sì o no. C'è un forse faremo il ponte dello Stretto. Ma non siamo in grado di dire sì, per amor di Dio, almeno quella è un'opera che fai. Come il ponte di Genova. Abbiamo avuto un'esperienza molto positiva, possibile che non siamo in grado di replicare la stessa cosa per il ponte dello Stretto. Andavo all'università quando i giapponesi ce lo volevano fare gratis e siamo qua ancora a parlare del ponte dello Stretto. Vabbè. Seconda questione. Attenzione alla fregola di accentrare tutti presso i ministeri. Sentiamo parlare un po' troppo spesso di Titolo V a sproposito. Allora, anche qui basta guardare i dati. Caro Ministro, faccia così. Lei prende appunti, poi chiama il MEF e si fa dire Fondo Amministrazioni Centrali, quanti miliardi ci sono in quel fondo da anni e la percentuale di spesa di quel fondo. Le diranno 0. I ministeri non sono in grado di fare spesa di investimento. Questo è un dato storicamente accertato. La spesa di investimento la fanno solo gli enti territoriali. Pensare che i ministeri riescano a fare spesa di investimento è illusione. Vi trovereste nella simpaticissima, anzi antipaticissima situazione di avere chiesto dei soldi e non riuscire ad averli perché non li avete spesi. A meno che i ministeri, gli stessi ministeri, domani diventano magicamente efficienti, cosa che non è nella realtà delle cose. Un esempio. Come mai è aumentato del 15% la spesa di investimenti nei comuni quando c'era la Lega al governo con il Conte 1? Perché abbiamo dato i soldi ai comuni. Abbiamo dato la spesa di investimento da fare ai comuni, alle amministrazioni locali. Se li tieni a livello ministeriale, caro Ministro, non spendi niente. Questo è certificato. Quindi voi dovete solo magari dare degli atti di indirizzo, ma far fare, per amor di Dio, a comuni, province e regioni. Tant'è che abbiamo chiesto di inserire una delle poche cose che è realmente cantierabile domani. Tutta la sistemazione della rete viaria provinciale del Paese. Le province hanno tutti i progetti pronti, basta dargli i quattrini. Allora, stamattina Gualtieri si è incavolato perché gli ho detto che c'ha 40 miliardi in più della media in tesoreria. Ebbene,
Se invece di avere 40 miliardi in più in tesoreria rispetto alla media ne avesse 36 e da 4 miliardi, che è esattamente la cifra che le province hanno stimato e sono pronti i progetti per sistemare tutte le strade provinciali del paese, probabilmente qualcosa di buono facciamo. Sanità. Si parla tantissimo di sanità. Anche qui. Va bene. Lasciamo perdere che i governi Renzi, Letta, Gentiloni, tutti del PD, hanno ridotto dal 6,9 al 6,5 del PIL, quasi mezzo punto, 8 miliardi in meno il fondo sanitario. Scelta politica. Adesso ci siamo accorti tutti che era una scelta politica demente. Bene, prendiamo atto, cambiamo registro. Però la domanda stupida è: abbiamo bilancio, caro Ministro, 30 miliardi, fondo investimenti sanità. 30 miliardi. Di questi 30 miliardi, 6 miliardi sono lì perché un gruppo politico a caso qua dentro, la Lega, ha fatto 2 emendamenti e li ha aggiunti ai 24 esistenti. Questi 6 miliardi sono lì liberi dal 1° di gennaio e il governo non ha preso la briga di convocare la conferenza Stato-Regioni e dire come spenderli. Domanda stupida. Benissimo i futuribili 920, quanti mille miliardi del recovery fund, ma perché non iniziamo a spendere quei 6 che abbiamo lì? È così complicato convocare una conferenza e dire: gliene do 1 miliardo ai medici, comprano attrezzature, comprano un ecografo, tutti i medici di medicina generale, così la gente non va inutilmente al pronto soccorso. È complicato. Prendo 5 miliardi, li do alle regioni, fanno gli ospedali che devono fare. È complicato. No, aspettiamo il recovery. Mistero. Altro esempio banale. Quando eravamo al Ministero, perché si parla anche qui sempre tanto a sproposito di spesa di investimento e abbiamo sentito dire si vuole rendicontare tutto, eccetera, eccetera. Bene, cari colleghi, la Ragioneria ha un software bellissimo. Ha un software, tu puoi entrare in quel software, investimento per investimento, programmato con fondi europei, oppure col Fondo Sviluppo e Coesione, ti dice dov'è, quanto è impegnato, quanto è speso. Basterebbe uno che ogni tanto apre quel software. L'ho fatto. Abbiamo liberato una ventina di milioni di euro, banalmente dicendo: ma scusate, qui ci sono i quattrini, che cosa manca? Manca la lettera del Ministero A, manca la lettera del Ministero B. E allora chiami il Ministero A, chiami il Ministero B e spesi 20 milioni. Possibile che non abbiamo qualcuno che fa 6 telefonate? Vabbè, mistero. Fondi europei non spesi. Anche qui un altro esempio banale. Come mai la Regione Lombardia, ma non solo, anche la Regione Emilia, la Regione Veneto, come mai fanno fuori tutti i fondi europei? Vi spiego l'arcano. Si chiama overbooking, come l'aereo. Banalmente, ho 100 da spendere, faccio progetti per 110. Ove mai un progetto non va bene perché dicono no, questo non mi va bene, la rendicontazione, no problem, lo sostituisco con un altro. Non è difficile. È in grado il governo di fare questa operazione di overbooking su tutto quanto qui c'è scritto in questo recovery? Questa è la vera sfida. Devi progettare bene, finanziare e fare. Poi magari ti sostituiscono la fonte di finanziamento. Ma vediamo a noi, e vado a concludere. Una cosa positiva c'è, e l'ammetto sinceramente, è un embrione di debito pubblico, un embrione europeo. Quando mai ci sarà un debito pubblico europeo vero, saremo tutti più contenti. Però per serietà va detto che qui abbiamo ancora a che fare con prestiti e quindi sta a noi fare bene tutti questi progetti. Però bisogna crederci. E qui vengono le note dolenti. Se andiamo a vedere la nota d'aggiornamento,
e andiamo a vedere la voce che serve, la voce investimenti, lo stesso governo alla voce investimenti fissi lordi mi mette nel 21 e nel 22 1 miliardo in più rispetto a quello che aveva già previsto l'anno scorso. Stesso ministro, stesso governo. Quindi tutta questa operazione, 209 miliardi, porta 1 miliardo in più l'anno 21, 2 miliardi in più l'anno dopo. Allora iniziamo a crederci noi. Se non ci credete neanche voi, le belle parole poi stanno a zero. Le chiacchiere stanno a zero. Concludo, colleghi. Noi ci stiamo. Ovviamente adesso ci asteniamo perché non c'è niente. Mancano numeri, tempi, modalità, progetti veri. È una bella poesia. Le poesie belle non possono che essere accettate per quelle che sono, ma è una poesia. Quando ci saranno numeri e progetti veri, vedremo di collaborare con voi per definire le priorità. Grazie.